Abbiamo in ostaggio il cervello dell'onorevole Paolo Guzzanti. Il movimento UCC rivendica questo gesto come attacco simbolico al potere costituito. Non è più tollerabile l'uso sconsiderato e criminoso delle proprie facoltà cerebrali da parte della classe politica. Qualunque sia il risultato del voto alla fiducia di oggi, non sarà imputabile all'onorevole Guzzanti o a quelle altre persone che siedono in Parlamento sprovviste del loro cervello. È per questo che il movimento UCC promuove la settimana mondiale dell'uso consapevole del cervello.